Ci troviamo nella sede della Prealpina con Guido Bonoldi, consigliere comunale e il delegato alla sanità per il comune di Varese, e con uno, per quanto giovane, storico sindaco di Varese, Mirko Reto, sindaco di Casciago. Ma come mai siete qua assieme? E siamo qua insieme perché siamo stati eletti recentemente come presidente e vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci del distretto sanitario di Varese. Non ci conoscevamo se non di vista, di fama, ci siamo incontrati, abbiamo subito avuto un'intesa immediata nel senso del desiderio di realizzare qualcosa di concreto e di utile per il nostro territorio e quindi abbiamo detto ma cerchiamo di lavorare insieme con ASST. Quali sono i compiti del distretto sociosanitario? Distretto sanitario, appunto, è un distretto, quello di Varese, che oltre a Varese comprende Malnate, Brinzio, Lozza, Casciago, Barasso, Luvinate e Comerio e soprattutto i compiti sono quelli dell'assistenza alla medicina territoriale e l'integrazione sociosanitaria, quindi tra ASST e comuni. Ci sono già progetti in corso? Allora Sindaco? sì, con il dottor Bonoldi, appunto come diceva, non ci conoscevamo, siamo entrati subito in sintonia e io mi sento molto tutelato dal punto di vista medico perché lui è un medico conosciuto, è stimato e quindi conosce bene il settore. Io sono un pochino più un amministrativista e diciamo un manager d'azienda, quindi insieme riusciamo a essere veramente un trade union e il grande vantaggio nostro è quello che ci siamo subito trovati e abbiamo messo in primo piano il territorio, quindi lavoreremo bene insieme, abbiamo già instaurato dei tavoli di lavoro e instaureremo dei tavoli di lavoro dove parleremo di medicina generale, dove parleremo di infermieristica, dove parleremo di tessuto sociale dal punto di vista sanitario e molto altro. Diciamo che insieme avremo delle grandi novità che porteranno lustro ai nostri territori e che saranno sicuramente di utilità e la predominante per noi, e ci siamo trovati subito, è quello che è il cittadino e il nostro territorio in prima linea. Uno dei problemi fondamentali è quello della carenza di medici di medicina generale. Quale può essere il vostro apporto al problema? L'apporto nostro può essere quello di cercare di rendere più attrattivo il nostro territorio. I comuni, per esempio, potrebbero mettere a disposizione anche dei locali per questi medici, soprattutto privilegiando la medicina di gruppo, che è la medicina del futuro per quanto riguarda l'assistenza territoriale. E questo penso che sia fondamentale non solo per i medici di medicina generale, ma anche sul versante infermieristico, dove c'è una carenza altrettanto importante, e qui il fatto di poter attrarre infermieri da altre aree, regioni d'Italia o dall'estero, vuol dire anche poter offrire un tessuto sociale che sia appunto accogliente e che permetta anche di vivere senza con uno stipendio che appunto non è uno stipendio così elevato. Quanto durerà la vostra carica? Dovremmo essere in carica fino alla fine del mandato, quindi per quello che mi riguarda per il prossimo quinquennio e per quello che riguarda Guido per altri 3 anni, quindi in 3 anni questa strana coppia collaborerà insieme e cercherà veramente di dare un apporto. Io volevo ringraziare tutti, intanto perché ci hanno votato all'unanimità, quindi hanno creduto in noi come figure che possano portare avanti le istanze di tutti. Ringrazio in primis Guido perché collabora con me a stretto contatto e io collaborerò con lui ad altrettanto stretto contatto e mettendo a disposizione quello che sono le mie esigenze ed esperienza. Io, se posso, ringrazio Davide Galimberti, sindaco, e Molinari, l'assessore ai servizi sociali, Roberto, perché hanno avuto fiducia in me, mi hanno delegato a questo compito. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie.